6 manoscritti e disegni, in gran parte risalenti al 1300, sono stati recuperati dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Erano scomparsi da oltre 70 anni in seguito a una serie di furti all'Archivio di Stato di Venezia. Tra i documenti storico-artistici, tutti riguardanti la storia della Repubblica Serenissima, un frammento di pergamena manoscritta del 1328 con la prima raffigurazione del doge Francesco Dandolo e lo studio per un galeone realizzato da un anonimo scienziato veneziano nella prima metà del Cinquecento. Questi documenti d'archivio spariti sin dal 1940 oggi riappaiono finalmente nel loro luogo di origine come testimonianza storica di una memoria strappata, e uso il termine strappata perché questi sono documenti d'archivio che sono stati strappati in alcuni codici in maniera così spudorata al fine di avere un riscontro economico più alto e più importante. Le opere del valore complessivo di circa $500.000 erano finite dopo diversi passaggi nelle mani di vari collezionisti italiani, francesi e americani, tutti in buona fede. Finalmente tramite rogatorio internazionale e gli uffici francesi siamo riusciti prima ad andare in Ohio, poi in Francia a recuperare queste opere d'arte che oggi finalmente tornano a casa.